Cesare, di tutto. E se la sala di stasera è così gremita, credo che questa sia l'ennesima, dico l'ennesima dimostrazione di quanto il tema di Mestre, dell'identità di Mestre, è sentito dalla cittadinanza. E devo anche aggiungere che se siamo così tanti qui stasera è possibile perché da decenni tante persone si sono impegnate per studiare la storia di Mestre, per far emergere questioni, problematiche, manufatti, monumenti, eccetera, che erano stati quasi dimenticati. E sicuramente tra le istituzioni che più di tutte hanno contribuito a questa sensibilizzazione della cittadinanza, bisogna ricordare il Centro di Studi Storici di Mestre, che, ripeto, da decenni si sta adoperando, pubblicando numerosi testi di approfondimento sulla storia di Mestre. Non abbiamo il tempo per enumerare tutti gli studiosi e le persone che se ne sono occupate, ma io vorrei quantomeno ricordare i nomi di almeno di 3 di questi studiosi. Il primo è Marco Sbroggiò, che ha studiato, pensate agli inizi degli anni 90, la storia delle mura medievali di Mestre. Poi vorrei ricordare gli studi veramente pionieristici, perché condotti in archivio di Stato, di Adriana Gusso, che ha veramente dato tanto a questa città. E infine, e mi dispiace per tutti gli altri che non posso menzionare perché altrimenti andrei fuori tema, ma infine sicuramente gli studi di un ordinario dell'Università di Ca' Foscari, che è Vladimiro Dorigo, il quale ha scritto 2 saggi fondamentali per la ricostruzione della storia di Mestre, soprattutto delle sue mura, ma anche del suo impianto urbanistico. Noi sappiamo che Dorigo poi era un appassionato di urbanistica, ha scritto tantissimo anche di questo, oltre ad essere un maestro dell'archeologia. Ma, ripeto, se siamo così numerosi dipende anche, per citare le ultime iniziative, anche da alcune riunioni, da alcuni convegni, eccetera. Ne cito uno per tutti, organizzati nel passato, e questo è quello che è stato svolto proprio in questa stessa sala nel maggio dell'anno scorso. È stata una conferenza domenicale straordinaria organizzata dall'Istituto Italiano dei Castelli e all'interno della quale sono state anche avanzate delle interessantissime proposte di valorizzazione dei manufatti che ci rimangono a Mestre. Questa conferenza la potete vedere registrata su YouTube e vi invito a farlo, perché lì ci sono veramente tanti contributi che non avrebbe senso che io citassi in questa occasione. Il progetto Venezie, come anticipava prima Cesare Campa, ha delle finalità diverse, sono, diciamo, meno ambiziose, siamo più, come dire, più giovani di tutte queste figure di organizzazioni, di associazioni di studiosi che ci hanno preceduto. Però nel nostro piccolo a noi preme valorizzare il modello, il plastico di ricostruzione della Mestre medievale, che è l'argomento principale di cui parleremo stasera e del quale il professor Pappaccio ci dirà in modo approfondito. E vorremmo che, oltre a valorizzare i manufatti che restano in giro per la città, ci fosse proprio una valorizzazione di questo manufatto, di questo plastico. Perché vi assicuro, e so che molti mestrini a volte non lo conoscono, è assolutamente straordinario, perché è una ricostruzione scientifica di quello che era Mestre nel Medioevo, e in particolare delle mura realizzate dopo, appunto, durante la dominazione veneziana. Ed è questa la ragione per cui mi sono permesso anche di invitare Barbara Vanin, che è al mio fianco, che è la responsabile del servizio VEZ, quindi della biblioteca civica che voi conoscete,
e della rete anche delle biblioteche di Venezia, ma in particolare della VEZ, che si trova a Villa Erizzo, che voi conoscete e che, se per caso non conoscete, vi invito ad andare a visitare, perché è veramente una struttura culturale straordinaria. Io spesso, parlando con gli amici, dico: il futuro di Mestre sta alla VEZ, perché se voi andate alla VEZ, semplicemente a fare 2 passi, trovate tutti i giovani concentrati lì che studiano. Il futuro di Mestre sta alla VEZ. E il modellino di Mestre, il plastico di Mestre, di cui parleremo stasera, penso che non abbia posto e luogo migliore per essere conservato ed esposto, perché è lì che può essere visto da coloro che appunto vivranno in questa città. E volentieri cedo la parola a Barbara perché ci dica 2 parole e ci porti un saluto di questa meravigliosa realtà mestrina. Grazie. È il momento di presentare il protagonista di questa serata, che è Giovanni Papaccio. Giovanni è laureato in conservazione dei beni culturali e, per farla breve, posso dire che la sua più grande passione è l'archeologia. E questa sua passione gli ha consentito, a partire dagli anni 90, di seguire quasi tutti, correggimi Giovanni se sbaglio, quasi tutti gli scavi più importanti realizzati a Mestre, e quindi gli ha consentito anche di raccogliere materiali preziosi e di vedere di persona quello che è emerso durante questi scavi. Giovanni è anche un insegnante di materie umanistiche presso l'Istituto Berna, e mi fa, anche come insegnante quale sono stato io, mi fa molto piacere vedere i suoi allievi che sono venuti qua ad ascoltarlo, e penso che abbiano veramente una grandissima fortuna ad avere in classe una persona di questo livello. E difatti Papaccio, oltre a questi interessi che ho descritto sinteticamente, è stato anche l'ideatore presso l'Istituto Berna di un laboratorio di storia e modellismo, ed è proprio da questo laboratorio che è nata l'idea di realizzare un plastico di Mestre, che appunto, come ci ha detto Barbara poco fa, poi è stato, una volta realizzato e completato, donato alla Biblioteca VEZ. Come presentarlo per poi passargli subito la parola? Spero che lui non ne abbia, ma io vorrei paragonare Giovanni a Marco Polo. E lui subito mi dirà com'è possibile. L'aggancio, il pretesto che mi consente di fare questo paragone è un'opera di Italo Calvino, che molti di voi conosceranno, e mi riferisco alle Città Invisibili, che è costruita proprio nel dialogo che avviene fra Marco Polo, di cui ricorre il centenario proprio quest'anno, Marco Polo, e il Gran Khan Kublai. Tutte le città invisibili che vengono raccontate al Gran Khan sono il frutto di viaggi di Marco Polo, viaggi apparentemente reali, avvenuti sul territorio, ma sono anche viaggi mentali. Spesso sono viaggi della memoria. Queste città invisibili sono partorite dalla memoria di Marco Polo, e questi viaggi spesso si svolgono nel passato. Ebbene, costruire un plastico che ricostruisca, che rimetta, cioè ci dia un'immagine delle mura di Mestre, che sono per la maggior parte scomparse, significa descrivere un'altra città invisibile, non del tutto invisibile, perché alcune emergenze sono sopravvissute fortunatamente, ma quello che conta è lo sforzo fatto da Giovanni e dai suoi collaboratori naturalmente, perché ritornare nel passato, scavare, fare archeologia, andare in archivio, andare in biblioteca, significa compiere un viaggio e ritornare poi
davanti al Kublai Khan, ma in questo caso davanti a un'assemblea come la nostra, e raccontarci quello che ha visto Giovanni e i suoi collaboratori nel passato. E con questo io gli cedo la parola. Grazie. Ringraziamo ancora Giovanni Papaccio per le spiegazioni che ci ha fornito, per anche il video, tutto quello che ci ha mostrato. Io ne approfitto per fargli 2 domande di curiosità che spero gli diano la possibilità anche di approfondire alcune cose che magari ha dovuto tagliare al volo. Allora, la prima questione è una questione da studiosi, però spero che poi dopo susciti anche la curiosità dei presenti. Noi sappiamo che ci sono alcuni studiosi storici appassionati mestrini che hanno sostenuto che esistesse un circuito murario antecedente a quello di Venezia. Tanto è vero che ci sono anche dei disegni ricostruttivi che mostrano un numero diverso di torri, eccetera, eccetera. La domanda è questa. Negli scavi archeologici, nelle indagini che voi avete compiuto, sono state ritrovate delle evidenze che ci possono consentire di dire che esisteva una cinta muraria, e parlo della cinta muraria mestrina, quella che Giovanni ci ha illustrato, anche prima dell'intervento veneziano? Immagino di sì, in parte, perché alcune torri, secondo me, non sono solo di epoca veneziana. Questa è la prima domanda, una curiosità. La seconda, invece, riguarda il fortilicium, cioè quella sorta di rocca, no? Che, come Giovanni ha detto poc'anzi, è uno dei risultati più straordinari di tutta questa operazione, perché di quella rocca non abbiamo più niente, ma la possibilità di averla ricostruita, e vi invito ad andare a vedere il modello, ma poi a tornare anche in Piazza Ferretto a guardare la torre dell'orologio, è straordinario immaginare questo manufatto, no? Ed è stato un manufatto che ha segnato la storia di Mestre, perché creando anche delle ambiguità nella terminologia dei documenti, no? Perché Giovanni ci spiegava che anticamente Mestre era difesa dal Castello Vecchio, cioè un fortilizio di cui si sa pochissimo, ma che sorgeva nell'area dell'ospedale, dell'ex ospedale Umberto I. Questo era chiamato il Castello Vecchio. Poi per molti anni molti storici hanno parlato del Castello Nuovo pensando alle mura di Mestre. In realtà il Castello Nuovo è questo fortilizio. Poi quel fortilizio, che era un castello nuovo, ha dato il nome a tutte le mura, ma è comunque come dire, la struttura cardine di tutto il sistema difensivo, perché lì, se non sbaglio, Giovanni mi correggi, aveva sede il capitano, passavano le autorità, cioè in pratica tutte le funzioni principali che anticamente erano svolte nel Castello Vecchio sono passate nel castello. Di questo castello, con polemiche, ci sono state anche tra alcuni studiosi, parla per esempio Marin Sanudo, quando iniziando a fine 400, quindi ormai in tempi molto avanzati, parla di una rocca. Tutti hanno creduto che questa rocca fosse magari verso Torre Belfredo, in realtà è sempre questo fortilizio. Vorrevo sapere da Giovanni cosa ne pensava e se ci può raccontare qualcosa di più. Allora, premettiamo che non esiste uno scavo archeologico estensivo su tutta la cinta. Ciò che è venuto fuori è sempre frutto di scavi di emergenza, come purtroppo accade spesso. Allora, molte cose si dicevano nel video che purtroppo non ha funzionato. La cinta muraria a cui fai riferimento è la Parengata, che vedete qua in puntinata all'interno del Castrum Novum, e che faceva sicuramente riferimento sia alla Casa Torre dei Collalto che alla Torre Belfredo, che erano preesistenti. E quindi la primissima forma di fortificazione era ristretta al lato prendeva come punto di riferimento la torre della loggia, torre dell'orologio, insomma, e la Torre Belfredo era costituita da questa parengata di cui abbiamo traccia archeologica, traccia documentale, non tanto archeologica.
E poi l'altra domanda? Sul Fortilicium, appunto, sappiamo per certo che era la sede della guarnigione, era sede del comandante e di tutte le personalità che si recavano in città. Noi nella ricostruzione che abbiamo fatto non avevamo tutti gli elementi per poter ricostruire soprattutto le altezze della fortificazione interna e della torre interna, quella che dà su Torre Belfredo. Quindi noi abbiamo fatto una ricostruzione la più vicina possibile che darà il via al dibattito, così come 30 anni fa il plastico di Sbroggiò, che adesso è conservato alla torre, è stato innovativo e assolutamente fondamentale per generazioni di studiosi e di studenti che l'hanno vista. Adesso il dibattito può ripartire da questo plastico che si basa su delle 30 anni, 20 anni di scavi archeologici, e tante cose sono state messe insieme. C'è da dire che cos'è che manca alla Mestre medievale? Manca un sunto di ciò che è stato trovato, e cioè un mettere a sistema tutti i risultati delle relazioni di scavo dei singoli scavi, in modo da creare una visione d'insieme della Mestre medievale. È il mio sogno nel cassetto, e stiamo elaborando un indice di questo saggio che dovrebbe, non so se vedrà mai la luce. Sta di fatto che sarebbe il passo successivo degno erede degli scritti di Dorigo, e è quello, credo, che Mestre si meriterebbe, insomma, per capire questa fase della sua storia. Grazie Giovanni, grazie tantissime, grazie anche a voi che siete intervenuti. Ci ha lanciato una sfida, ha detto anche che c'è un suo desiderio e noi dovremmo impegnarci, e come Circolo Veneto faremo la nostra parte per far sì che questo desiderio possa in qualche maniera cominciare a realizzarsi. E quindi con l'applauso che facciamo adesso al professor Papaccio ci impegniamo tutti in questa direzione. E per testimoniare l'importanza dell'incontro di oggi, a nome del Circolo Veneto do la parola al segretario generale del Circolo, la dottoressa, l'avvocato Polesi Silvia, sì, perché deve dare anche un piccolo presente, ma lascio la parola a Silvia a nome del Circolo Veneto. Sì, a nome del Circolo Veneto, per ringraziare il professor Papaccio, io adesso gli consegnerò questo oggetto, è un oggetto in vetro soffiato offerto dal nostro sponsor, che è la Vetreria Vistosi. Si tratta di 2 bicchieri da collezione. Ecco, sottolineo che si tratta di bicchieri da collezione perché ci auguriamo di averla ancora qui con noi e di poterla ringraziare nuovamente, così da arricchire questa collezione. La foto della consegna, altrimenti lo sponsor dice che non abbiamo consegnato nulla. Primavera di poter inaugurare la nuova biblioteca. Per te. È venuto il momento